Amici dei Custodi della Memoria, amici della Sardegna, a pochi chilometri dal centro abitato di Baulaudu insiste questa meravigliosa area archeologica. Ci troviamo praticamente in quello che è conosciuto come il complesso archeologico di Santa Barbara de Turre. Ci troviamo di fronte, in questo caso, al vero e proprio mastio centrale, alla torre principale. L'area viene definita come un nuraghe complesso, dovevano essere addossate come minimo 2 torri, ma questo complesso archeologico verosimilmente è molto importante per l'estensione del villaggio. Grazie Monica per aver filmato la prima parte. Dicevo, per l'estensione del villaggio adiacente al nuraghe. Eccolo qua. È straordinario questo posto perché si parla di una frequentazione piuttosto lunga. Infatti quest'area di sicuro era occupata anche nel Neolitico, nella cultura di Ozieri. Che cosa ce lo fa pensare? Ce lo fa pensare la Domus Geggianas isolata che sta poco più a valle, e decido di portarvi subito lì e vi faccio vedere esattamente la Domus Geggianas per poi ritornare qua nel complesso. Eccola, ve la facciamo vedere sin da subito la sepoltura che sta alla base del nuraghe. È facilissimo arrivarci perché è proprio a neanche 100 metri dal nuraghe, ed eccola qua, carina, isolata, e quindi stavamo dicendo appunto di questo complesso di Santa Barbara che è frequentato praticamente sin dal Neolitico. Ce l'ho a testa appunto questa isolata Domus Geggianas, con un piccolo corridoio, perché secondo me questo, vedete un po' a sinistra e a destra, per loro doveva essere un corridoio, e l'ingresso che molto probabilmente un tempo era più rifinito rispetto a quello che possiamo vedere adesso. Entriamo nella Domus, nella sepoltura, e vediamo che c'è una cella piccolina e una cella secondaria a mo' di nicchia. Abbiamo cercato di illuminarla giusto per farvi vedere un po' meglio il contesto. Andiamo a rivedere un po' alcune caratteristiche del nuraghe. Ok, abbiamo visto la Domus Geggianas e la frequentazione di questo posto, di questo complesso, ci parla quindi di migliaia di anni. Perché da Ozieri fino poi all'età del rame, all'età del bronzo, ma poi anche in epoca romana e in epoca punica, perché gli scavi, che come potete appurare sono stati fatti in svariate riprese dall'86 fino poi ai primi anni del 2000 e poi qualche anno dopo il 2000, insomma 4-5 scavi che hanno messo in luce per esempio anche il fatto che qua ci doveva essere una officina per la lavorazione dei metalli. Tutto quello che vedete praticamente è creato con conci poligonali di basalto o comunque roccia vulcanica, si vede. Avvicinandoci al mastio centrale vediamo com'è poderoso. Centreremo. Eccolo qua, guardate un po' che meraviglia l'architrave da qui. Io nel frattempo che vi dico che questa area voi la dovete vedere perché ne rimarrete affascinati, perché vedrete praticamente tutta una serie di manufatti che coprono un arco di tempo abbastanza lungo. Per esempio in quella direzione ci sono anche le sepolture di epoca tardo-antica. Ma nel ricordarvi che voi dovete venire qui, ho intenzione di far salire il drone affinché voi tutti possiate vedere la planimetria di questo sensazionale luogo. Eccolo quindi l'ingresso di questo poderoso nuraghe. E poderoso lo potete vedere anche appena praticamente mi sollevo con lo stabilizzatore. Come detto prima, tutta in roccia vulcanica che dovrebbe essere, se non ho capito male, locale. Noi proviamo a entrare dentro perché vogliamo vedere com'è il mastio centrale e lo vediamo insieme per la prima volta, appunto tutti insieme con voi. Ok ragazzi, sono dentro e già vi faccio notare alcuni particolari. La nicchia sulla destra, lo schema è quasi ripetitivo, e la scala sulla sinistra, verosimilmente, quindi questo nuraghe, vediamo un po' se si vede,
doveva avere anche un secondo piano. Quello che volevo fare notare è che il nuraghe è riempito di terra. Che cosa ce lo fa notare? Il fatto che io mi sia inchinato molto e guardate un po' l'architrave come sarà a 70 cm, 80 cm dalla terra adesso, ok? Non doveva essere così. Questa è la finestra. Abbiamo imparato che la finestra non ha nessuna funzione statica, ma probabilmente avrà una funzione pratica. Ora io faccio marcia indietro e vi faccio vedere il mastio centrale. Eccola, la nicchia a sinistra. Che meraviglia. Sollevo un po' e vi faccio vedere la volta che è intatta, eh? Io vedo che è intatta. Manca la nicchia frontale. Se è sotto quella terra, non lo so, però così a primo acchitto sembra che non ci sia, mentre invece la nicchia a destra, eccola qua, c'è ed è bella alta. Eccoci qua. Vi volevo far vedere un altro particolare. Ok, come al solito, illuminando dall'interno verso l'esterno, appare straordinario, appare meraviglioso il profilo ogivale. Guardate un po' l'aggetto poi delle pareti che va a creare questo profilo ogivale sensazionale. Avevano una maestria nella costruzione davvero intrigante. Usciamo fuori, facciamo vedere le immagini dall'alto e così non vi annoiamo oltre. Eccolo il complesso archeologico dall'alto. Il drone sta inquadrando sulla parte destra il mastio centrale con le sue due torri, almeno due torri annesse. Abbiamo parlato dal punto di vista cronologico che questo luogo è importante sin dalla cultura di Azziri con la sua Domus de Gianas. Le immagini che vi fanno vedere poi l'importante villaggio, importante perché comunque i ritrovamenti hanno fatto ipotizzare che lì ci fosse una attività fusoria, ma i ritrovamenti hanno dato informazioni importanti anche per la dieta dei nostri antenati. Tenete in considerazione che in questo complesso si parla anche di una muraglia turrita e nelle ultime campagne di scavi è venuta fuori una necropoli tardo antica medioevale. Ok, quindi avete tanti riferimenti, tante informazioni, ovviamente non fermatevi a quelle che vediamo noi, ma cercate di prenderne altre. Io vi saluto, un caro abbraccio, il drone scende e ci sentiamo presto con le prossime avventure dei custodi della memoria. Ciao, ciao, ciao a tutti.